Buonasera, benvenuti a questa puntata di Trieste in diretta che come al solito propone due momenti. Nella seconda parte parleremo di arte, parleremo di una mostra che si apre proprio qui in seminario al Museo Diocesano. Nella prima parte invece parliamo della presenza a Trieste del CNR e dell'OGS attraverso le navi di ricerca. Lo facciamo assieme ai nostri ospiti che sono la dottoressa Serena Gallo, biologa e ricercatrice, e l'ingegner Riccardo Codiglia che è tecnologo del Centro di Gestione Infrastrutture Navali dell'OGS. Anche la dottoressa Gallo è... Gatto, chiedo scusa. Ho detto Gallo prima? Chiedo scusa. Anche la dottoressa Gatto afferisce allo stesso centro di infrastrutture navali dell'OGS. Allora, già che ci siamo, prima di entrare nello specifico, che cos'è proprio il centro gestione infrastrutture navali dell'OGS? È intuibile? Partiamo dall'OGS, no? Che è un istituto nazionale di ricerca, quindi un ente diciamo vigilato direttamente dal Ministero dell'Università, che è suddiviso poi per quello che riguarda la parte operativa in diverse sezioni. Una di queste sezioni è proprio il nostro centro di gestione delle infrastrutture, e in particolare è una struttura diciamo all'interno dell'OGS che segue tutte le infrastrutture e in particolare quelle più grosse che abbiamo, in particolare la nave, la nostra più grande infrastruttura di ricerca, quale supporto poi all'attività scientifica, all'attività di ricerca in senso che è un'infrastruttura mobile, no? Questo è... assolutamente sì. Non sarà strano, voglio dire, per chi svolge questo tipo di ricerca, però magari fa un po' strano più che altro dovervi riflettere in questo modo. Assolutamente sì, la nave è oggettivamente un'infrastruttura mobile, si muove anche tanto perché spazia diciamo in tutto il mondo. Ci muoviamo in particolare, siamo, come non so se tutti lo sanno, ma insomma, diciamo essendo un rompighiaccio andiamo ad operare in aree estreme, in aree polari, in particolare in Antartide, e quindi ogni anno facciamo fondamentalmente il giro del mondo per poter poi andare a sviluppare quelli che sono i progetti del progetto nazionale di ricerca in Antartide principalmente. Il tecnologo, dottoressa Gatto, che cosa fa esattamente? Io mi occupo di tutela dei mammiferi marini e nello specifico mi occupo di prevenire e mitigare quello che potrebbe essere l'impatto sui mammiferi marini, quindi balene e balenottere, orche, capodogli e anche foche durante le attività di ricerca. Quindi noi ci occupiamo di controllare che gli animali siano a distanza di sicurezza durante alcune specifiche attività di ricerca, le interrompiamo se gli animali si dovessero avvicinare e le riprendiamo solo quando sono a distanza di sicurezza. Questo è previsto solo per alcune attività che potrebbero creare del disturbo. Ha citato anche il capodoglio, certo, che è piuttosto mitico per alcuni di noi, anche perché pare che Moby Dick fosse un capodoglio. Esatto, vero? Non una balena, un capodoglio. 3 volte che ho letto Moby Dick perché diciamo che è piuttosto impegnativa come lettura, almeno una roba avrò imparato. Allora, in questi giorni appunto queste due navi, cioè la Laura Bassi per l'OGS e la Gaia Blu per il CNR, sono state a Trieste. La Laura Bassi stamattina io l'ho vista ci hanno fatto spostare perché davano l'allerta meteo con bora potenzialmente forte e quindi diciamo, siccome eravamo ormeggiati in maniera un po' inusuale di fronte a Piazza Unità, un po' per ragioni diciamo chiamiamole estetiche, ma soprattutto perché purtroppo per fortuna Trieste è diventato un porto turistico, un porto molto frequentato dalle navi da crociera, non c'era posto sulla banchina della stazione marittima e quindi ci siamo inventati questa location diciamo che ha comportato un po' di difficoltà in effetti all'inizio per poterci arrivare, perché in realtà perché peschiamo molto, abbiamo un pescaggio di 7,5 metri, non riuscivamo a metterla da nessuna parte, tant'è vero che chi è stato lì vedrà c'è un pontone che ci separa dalla banchina, ci allontana dalla banchina proprio per permettere alla nave di stare in quella posizione lì.
Ovviamente poi il pontone comporta tutta una serie di complicazioni in termini di sicurezza di passaggi, per cui è stato un pochettino bigoloso, si può dire. Sì, in termini tecnico in termini tecnico sì, però alla fine insomma ci siamo arrivati ed è stato comunque un successo da questo punto di vista, perché abbiamo la nave in fronte a Piazza Unità, siamo riusciti a fare un brindisi di benvenuto in occasione, diciamo, del congresso, che poi era il pretesto un po' per portare entrambe le navi in città, nel porto cittadino, evento di cui io sono parte dell'organizzazione, che è un incontro, diciamo, tra i diversi operatori di navi da ricerca europei, ERVO, infatti si chiama European Research Vessel Operators. È un incontro che si fa ogni anno tra gli operatori di queste navi, grande successo della città in primis, perché normalmente è un evento abbastanza di nicchia o comunque informale, dove partecipano un gruppo limitato di una cinquantina di persone. Qui siamo arrivati a ben oltre 100, diciamo che testimonia quanto sia appetibile ormai Trieste, quanto sia bella la nostra città, anche in termini appunto solo di poterla visitare. Se posso chiedere, dottoressa Gatto, lei è triestina? No. Ho capito, ecco, no, perché così mi serve ancora meglio per certi aspetti la risposta, perché mi serve proprio anche per sottolineare anche eventualmente, desumo, la capacità attrattiva che una realtà come OGS ha. È una di quelle realtà di cui la città è molto fiera, giustamente, come tutte le realtà scientifiche. Magari appunto noi delle volte non abbiamo idea di quanto questo funzioni proprio per attirare ed attrarre ricercatori, scienziati, eccetera, nella nostra città, insomma. Esatto, io sono nata in Veneto, sono cresciuta in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine, però effettivamente l'OGS, che ha sede principale a Trieste, è ciò che ho sempre desiderato, è il posto dove ho sempre desiderato lavorare, e è l'unico istituto che attualmente si occupa di portare la nave in Antartide, quindi dà la possibilità di poter scendere in Antartide e fare ricerche in Antartide a livello italiano. E quindi mi sono poi specializzata per poter fare questo. Noi abbiamo parlato, lei c'è stata giù? Sì, okay. Abbiamo parlato qualche tempo fa, tra l'altro, con una ricercatrice triestina, che credo a bordo di altre realtà sia andata in Antartide. Che cosa significa, come posso dire, vedere, proprio per uno che ha studiato quelle cose, vedere l'Antartide per la prima volta? Penso che sia come quando uno che studia storia del cinema va a Hollywood, nel senso... È indescrivibile, sicuramente ci si aspetta qualcosa del genere, ma in realtà ciò che si incontra è più emozionante e unico. Ogni giornata ci mostra paesaggi diversi anche da quello che ci potevamo aspettare, grazie ai documentari, alle fotografie. E quindi, nonostante anche il fatto che voi studiate quelle realtà, quei paesaggi, per cui insomma uno arriva preparato, però rimane sempre un'emozione. Esatto, tutto è comunque una meraviglia. Una volta che si arriva in Antartide è un'emozione a cui non si era preparati decisamente. Lei anche c'è stato? Sì, io sì, diverse volte, ho fatto, non tantissime, però insomma credo 6-7 volte almeno. Sì, devo dare atto che io, pur essendo un amante di climi un pochettino più caldi, è sempre una grande emozione quando si arriva in Antartide, è sempre un posto, ci si sente in qualche modo privilegiati ad essere lì a bordo di una nave oceanografica. Non è da tutti, insomma, è una cosa... Quanto tempo la nave ci mette per arrivarci? Allora, diciamo che partendo dall'Italia
ci mettiamo quasi un paio di mesi, una cinquantina di giorni. Ui, tanto. Sì, è lunga, 45 giorni, dipende un attimino, una volta si faceva la rotta per Suez, era un po' più breve, adesso per i noti problemi, insomma, abbiamo deciso di prendere rotte un pochettino più tranquille, per cui si passa per Panama e si arriva in Nuova Zelanda. Dalla Nuova Zelanda poi si fanno i trasferimenti verso l'Antartide, o meglio, i ricercatori arrivano in Nuova Zelanda chiaramente in aereo. Ho capito. Sì, noi non facciamo tutto il trasferimento perché sennò sarebbe... Sì. Anche se quest'anno è prevista una campagna di ricerca che sfrutta proprio il percorso della... sì, perché in effetti poi fare tutte queste miglia, spendere tutti questi soldi di carburante, eccetera, senza diciamo un vantaggio in termini di ritorno, quest'anno invece verrà sfruttata anche durante il trasferimento. Comunque una volta arrivati in Nuova Zelanda poi ci sono 8 giorni di navigazione se non c'è ghiaccio, se la banchisa diciamo è sciolta, e si arriva nella zona del Mare di Ross dove normalmente operiamo in questi ultimi anni, diciamo noi operiamo principalmente. Si riferisce probabilmente a questo? Si riferisce esatto a questa parte, queste immagini che vediamo dove stiamo rompendo un po' di ghiaccio, ma questa è una zona diciamo ancora relativamente tranquilla. Quest'anno sono andato giù, eravamo molto in anticipo perché lo richiedeva insomma la pianificazione. E in effetti il ghiaccio era tanto e ci abbiamo messo comunque quasi 3 giorni a passare la banchisa con parecchie difficoltà, insomma qualche volta siamo rimasti bloccati, abbiamo dovuto armeggiare un po' per uscire. È un'esperienza interessantissima anche questa, un po' paurosa all'inizio, ma poi sì, perché sta nave sembra veramente un giocattolino, una scialuppa in mezzo. Cosa volevo dire? Le temperature che si raggiungono quali sono? Ma non è, allora, diciamo che bisogna dire che ovviamente noi andiamo nel periodo estivo, no? Nell'altro emisfero, okay, noi andiamo nel periodo invernale del nostro emisfero, ma nel periodo estivo dell'altro emisfero, quindi intanto c'è chiaro tutto il giorno, abbiamo diciamo la giornata di 24 ore, c'è il sole sempre, e a meno di non trovarsi vicino all'ice shelf, cioè dove comincia proprio il muro di ghiaccio, e a meno di non avere forte vento catabattico, lo chiamano, che arriva dal polo, diciamo le temperature si aggirano su qualche grado sotto zero, 5-6 gradi sotto zero, siamo in una temperatura assolutamente quasi gradevoli sotto il sole, no? E chiaramente invece poi alle volte quando arriva il vento forte dal polo sud le temperature scendono a 20-25 gradi sotto zero, anche di più, no? E lì comincia a essere veramente cruda. Allora, durante la permanenza diciamo delle due navi in questi giorni ci sono state anche delle sorte di open day a bordo, 2 tipi, se ho capito bene, di open day. Diciamo che è stata sfruttata l'occasione dell'Open Day per realizzare contemporaneamente 2 tipi di visite e sono state quindi coinvolte tantissime persone afferenti all'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, quindi di OGS, e la realizzazione degli Open Day è stata fatta grazie al coordinamento tra Fabrizio Sgur, l'ufficio stampa di OGS che si è occupato anche della comunicazione e il supporto all'organizzazione, e anche l'ufficio Sandrinelli che si è occupato del portale per le prenotazioni e anche per il back office. Sono state coinvolte quindi 19 persone del Centro Gestione Infrastrutture Navali e 35 persone volontarie afferenti sempre all'OGS. Oltre a questi sono stati coinvolti anche gli ufficiali della compagnia armatrice che è Argo di Pozzuoli e il comandante Franco Sedmak. Quindi i visitatori vengono accompagnati da 2 membri del personale, 2 colleghi del personale di CGN insieme a un ufficiale sul ponte dove hanno modo di parlare e conoscere il comandante Franco Sedmak per poi spostarsi nella zona degli alloggi, della mensa, delle sale comuni e poi entrare nel vivo della ricerca in quelli che sono i laboratori e le stazioni che sono state strutturate in modo specifico per le visite, per far respirare area di ricerca alla cittadinanza, per far capire che cosa facciamo, sia per coinvolgere le nuove generazioni e dare spunto alle nuove generazioni, che anche per ringraziare tutte le persone che
tutti i contribuenti, perché è grazie a loro se la ricerca in Italia va avanti. Esatto. Oltre a questo, contemporaneamente sono state organizzate da Daniela Accettella, sempre afferente al Centro Gestione Infrastrutture Navali, insieme a Fabrizio Sgur, e il corso di dottorato in Scienze Polari dell'Università di Venezia, e APEX, che è l'associazione degli Early Career Scientist polari, le visite dedicate specificatamente ai dottorandi e agli Early Career Researcher in ambito polare. Sono delle visite un po' più lunghe che hanno avuto molto successo. Già il secondo anno che si effettuano, durano 3 ore per approfondire maggiormente quella che è la conoscenza della strumentazione scientifica, delle aree di lavoro, di tutto il personale che probabilmente in futuro parteciperà alle spedizioni scientifiche e scriverà dei progetti. Questi chiamiamoli open day, ecco, insomma, anche se forse non è correttissimo, hanno riguardato entrambe le navi? Le navi, esattamente. La nave da ricerca Gaia Blu è stata possibile visitarla dal 7 all'8 giugno e sono stati a bordo circa 270 visitatori, mentre la Laura Bassi all'inizio aveva previsto 730 visitatori, ma grazie all'enorme richiesta e all'enorme afflusso sono stati aggiunti altri 2 giorni, altri 360 slot, quindi in totale ospiterà 1095 visitatori dal 7 al 14 giugno e attualmente è sold out. Quasi il 30% in più di quanto avevate previsto in pratica. Sì. Ne potremmo ospitare anche di più, purtroppo diciamo le normative, io sono rimasto veramente stupito, le normative di sicurezza, di pubblica sicurezza sono veramente stringenti, in particolare in questo periodo evidentemente, perché in passato erano ma non lo erano così tanto, per cui a bordo purtroppo non sale nessuno che non sia censito prima attraverso i canali, diciamo, di controllo della polizia o comunque della pubblica sicurezza. Cioè bisogna iscriversi. Bisogna iscriversi, per intendersi, bisogna iscriversi e senza questo passaggio preliminare non è possibile venire a bordo. Però quando viene per esempio a Trieste la Vespucci o... È uguale. È uguale? È uguale, è cambiato sì. Almeno rispetto... ci hanno detto, anch'io mi ricordavo le file fuori, insomma, invece l'ultima volta che stava a Trieste ha seguito lo stesso iter, diciamo, perché sono normative ormai che sono richieste un po' anche dalla situazione, immagino, internazionale, un pochettino, perché comunque siamo degli obiettivi, tra virgolette, sensibili in qualche modo, no? Sì, no, per cui, effettivamente a pensarci bene. Per cui viene fatta un po' questa, però insomma era giusto comunque sfruttare al massimo, anche perché, torno a dire, muovere le 2 navi... ecco, mi interessa questo, cioè non è così semplice, perché qualcuno potrebbe dire che ci vuole. Beh, insomma, più che non è così semplice, è abbastanza semplice ma abbastanza costoso comunque muovere delle navi, no? Nel senso che rimorchiatori, la banchina, in questo caso poi abbiamo questo pontone che ovviamente non è gratuito, insomma, c'è una spesa che però è stata considerata importante per far vedere la nave al contribuente, alla cittadinanza, e io condivido pienamente, anche personalmente, credo che sia giusto, corretto far vedere dove finiscono i nostri soldi, con quanto entusiasmo i nostri ricercatori lavorano e seguono questo tipo di ricerca, per cui credo che sia un'occasione che va sfruttata al massimo, no? Anche per questo abbiamo dato la disponibilità, adesso abbiamo prolungato altri 2 giorni, rimaniamo fino a domenica con appunto il sacrificio un po' di tutti, ma perché ritengo che sia quantomeno dovuto, insomma, far vedere. E sarete comunque sempre in Piazza Unità? Saremo in Piazza Unità, sì, da domani mattina alle 8 c'è previsto il movimento, perché ahimè arrivano altre navi da crociera, perciò non possiamo più stare nella banchina della stazione marittima e ci rispostiamo di nuovo davanti alla Piazza Unità. Anche il posto d'onore, insomma. Il posto d'onore, sì, in effetti abbiamo tratto uno spunto, diciamo, da quello che è stato l'ormeggio del Vespucci, che è stato ormeggiato alla stessa maniera credo un anno fa, in occasione di... Sì, c'era qualche occasione, per cui sì. Beh, credo forse... o 2 anni fa, non mi ricordo. Credo 2 anni fa, venne 2 anni fa. Può essere, sì, non mi ricordo, però so che il pontone era lo stesso, la scena era un po' la stessa, abbiamo un po' scroccato. Insomma, avete dato una cara. Dottoressa Gatto, quando si fa ricerca, no?
in una realtà come la Laura Bassi. Vediamo se ricordo bene. I dati vengono inviati immediatamente all'OGS, vengono analizzati in loco? Come funziona da questo punto di vista? Allora, alcuni dati vengono raccolti ed è subito possibile iniziare ad elaborarli, altri dati in realtà sono ancora contenuti nei campioni, quindi noi oltre a fare ricerca scientifica in Antartide e campionare dobbiamo fare supporto logistico e trasportare anche i campioni dall'Antartide correttamente fino all'Italia. Da qui, da Trieste, poi i vari container vengono inviati a tutti gli istituti di ricerca, alle università che hanno vinto il progetto e che quindi ai ricercatori, gruppi di ricercatori che hanno campionato, quindi vengono analizzati i dati, per alcuni dati serve molto tempo, potrebbero volerci dei mesi per alcune analisi, altri dati sono disponibili subito, vengono consegnati al principal investigator, quindi il ricercatore responsabile del progetto, e poi vengono da lui gestiti. E c'è bisogno di, come posso dire, di attenzioni particolari per determinati, immagino, per determinati dati? Cioè... Assolutamente, certo. Ad esempio i campioni che trasportiamo devono essere trasportati in celle frigorifere a determinate temperature. Quest'anno ad esempio a bordo avevamo diversi container che mantenevano i campioni a diverse temperature, quindi c'è del personale che ogni tot controlla che la temperatura sia corretta e che tutto stia funzionando correttamente. Ogni campione ha le sue esigenze, viene ovviamente prima raccolto, catalogato, inserito nel container corretto, nel frigorifero giusto, e poi viene trasportato in Italia con molta attenzione, perché non conservare correttamente il campione falserebbe, assolutamente. Immagino. Ma vengono trasportati a bordo della nave oppure in questo caso rimangono a bordo? In questo caso, allora, c'è stato in passato anche un tentativo, allora facciamo un passetto indietro e mi riferisco in particolare ai campioni di ghiaccio, le carote di ghiaccio, è uno dei progetti più famosi che sono stati fatti in Antartide, ed è quello appunto di carotare, cioè di andare a estrarre delle sezioni, diciamo, di ghiaccio, per conoscere, per tornare indietro negli anni e conoscere il clima di centinaia, migliaia, milioni di anni fa, no? Questa cosa qua comporta appunto conservare questi campioni in condizioni molto particolari, con dei frighi a meno 80 gradi e così via. Credo che in passato sia stato fatto un trasporto aereo per cui sta cosa è andata male, per cui si sono sciolte le carote, per cui insomma è stato... da quella volta noi quest'anno abbiamo portato le carote del progetto Ice Memory, che in realtà portavano carote di ghiaccio in realtà dal continente, dall'Europa, verso l'Antartide per essere immagazzinate, essere ricordate in qualche modo, e attraverso la nave, perché in nave sono continuamente seguite, monitorate e controllate, per cui abbiamo in qualche modo una garanzia che il campione arrivi sano e salvo a destinazione. Prego. Un'altra cosa importante riguardo i dati, molto spesso dei dati che vengono raccolti sono dati grezzi che hanno bisogno di essere elaborati, e molto spesso i dati raccolti non hanno un vero significato se non vengono confrontati con i dati raccolti a livello storico. Quindi i dati di una singola campagna, certi dati ambientali, hanno bisogno di essere confrontati con dati storici e anche dati che verranno raccolti in futuro per dare un senso logico, una spiegazione scientifica a ciò che sta accadendo. Quindi non subito il dato ci dà una risposta, ma ci può aiutare in futuro a comprendere quello che sta succedendo e quella che è il funzionamento e la realtà. Il che mi porta a variare una domanda che di solito faccio agli scienziati, ai ricercatori, eccetera, nel senso che mi diverte molto per certi versi constatare come a seconda delle categorie il concetto di tempo varia molto, no? Perché noi dobbiamo essere pronti ieri per certi aspetti, esatto. Però in alcuni casi gli scienziati possono anche appunto, come dire, detta così è brutta, mi rendo conto, metterci più tempo, eccetera. Qui voi invece, secondo me c'è un'ulteriore variabile, cioè voi
avete raccolto i dati e dovete appunto aspettare per poterli elaborare. Per poterli elaborare. Credo che sia un ulteriore... Beh, diciamo che forse lo scienziato sì, ma per chi aiuta la scienza, cioè per chi fa supporto alla scienza non è così. Lavoriamo sempre sul filo, sempre all'ultimo momento, sempre in emergenza. Comunque, al di là di questo, no, quello che volevo dire è che c'è tantissimo lavoro dietro la campagna, non è solo la campagna, non sono i 2 mesi di campagna, c'è la programmazione della campagna sia per quel che riguarda la parte diciamo infrastrutturale, quindi la nave. Noi ogni anno facciamo un cantiere di diversi mesi per rimettere a posto la nave, per mantenerla, per diciamo in qualche modo migliorarla per le campagne successive, spendendo tempo e denaro in questa fase qua, ma anche poi c'è tutto il lavoro di preparazione della parte scientifica e poi tutta la parte post diciamo della campagna, no? In più la nave ha diciamo un compito fondamentale che è anche quello logistico, di rifornire le nostre basi in Antartide, per cui anche questo viene programmato. Cioè, c'è tanto lavoro dietro, ecco perché sono rimasto una volta, sono rimasto abbastanza stupito e un po' così, non dico deluso, ma un po' perplesso dal fatto che il maggiore impatto mediatico che abbiamo avuto in questi anni è stato quando abbiamo raggiunto il punto più a sud del pianeta, no? Questa è stata una cosa che ci ha aperto un mondo da un punto di vista mediatico, addirittura siamo stati chiamati al Quirinale, voglio dire, no? Per una cosa che insomma tutto sommato è abbastanza tra virgolette banale, dovuta fondamentalmente al fatto che c'era meno ghiaccio e che non è neanche da stare tanto allegri in questo senso qua, ed è passato inosservato invece tutto il lavoro invece che c'è dietro a tutta questa cosa qua, ma insomma è normale che succeda così. Che tipo di manutenzione proprio ha bisogno, di che tipo di manutenzione ha bisogno una nave come la Laura Bassi, cioè proprio stante anche l'impiego e soprattutto anche stante i luoghi dove va, insomma. Certamente, dobbiamo essere sicuramente sicuri che tutto funzioni alla perfezione, per quanto ovviamente la sfera magica non ce l'abbiamo, perciò cerchiamo di fare il massimo. Le navi, come qualunque altro mezzo meccanico, hanno dei tempi e delle manutenzioni che devono essere programmate in anticipo. Si pensi appunto solo ai viaggi che facciamo e le ore di moto che fanno i motori principali, per esempio, rimangono accesi in moto per mesi e mesi e mesi. Chiaramente dopo un tot di ore bisogna manutenzionarli, quindi si fanno testate, cilindri, camicie, quindi viene manutenuta anche in corso d'opera per certi no, diciamo tendenzialmente tendiamo a fare tutte le manutenzioni nel periodo estivo nostro, quando la nave sì, in questo senso. E ovviamente, essendo una signora comunque non più giovanissima, perché è stata varata nel 95, quindi diciamo ha superato la trentina d'anni, ha bisogno anche di alcuni diciamo interventi di refitting. Quest'anno e l'altro anno per esempio abbiamo sostituito tutta la parte del ponte, tutto il sistema integrato del ponte di navigazione, quindi diciamo dai radar a tutta la strumentazione di navigazione, alla parte ECDIS di cartografia elettronica. La nave è una classe DP2, cioè una classe Dynamic Position, perciò ha tutto un sistema di posizionamento automatico che qui adesso non sto a spiegare, però anche quello è stato ammodernato, è stato diciamo refittato in modo tale da mantenere tutto sempre in efficienza e sempre funzionante perfettamente, diciamo. Poi qualcosa si rompe, ogni tanto si rompe, abbiamo avuto un problema al timone qualche anno fa, siamo riusciti a tornare a casa, però abbiamo dovuto sfilare il timone, rifare l'asse, insomma sono tutte cose che bisogna tenere in considerazione e che è normale che in qualche modo si rovinino e che è normale che si usurino e che quindi hanno necessità di essere mantenute. Invece come posso dire, ogni missione ha una storia a sé, anche se magari qualcuno potrebbe supporre, vabbè ma tanto sono sempre là, devono andare, eccetera. Immagino che ogni missione anche da un punto di vista proprio scientifico necessita di una preparazione particolare. Assolutamente. Io volevo alternare Alterno te.
Sì, assolutamente, in base ai progetti di ricerca che dovranno essere realizzati va progettata, quindi c'è un project manager all'interno del nostro dipartimento, del nostro centro, che si occupa della gestione logistica di quelli che saranno i progetti, con i tempi necessari per gli spostamenti, i tempi necessari per effettuare i campionamenti, per arrivare nei singoli punti e anche per utilizzare la strumentazione richiesta, perché non sempre è immediatamente possibile utilizzare la strumentazione a causa ad esempio di eventi meteorologici, ad esempio l'onda troppo alta, il vento troppo forte, la presenza delle correnti, quindi va tutto molto ben strutturato e abbiamo comunque una finestra di tempo limitata per poter operare, perché ovviamente noi arriviamo in Antartide nell'estate australe e si scende nel momento in cui si può iniziare a rompere il ghiaccio e raggiungere la stazione Mario Zucchelli, ma dobbiamo anche assicurarci di poter rientrare in modo sicuro prima che vadano a chiudersi i ghiacci, quindi c'è una finestra di tempo ben limitata entro la quale si deve operare e va tutto programmato nel modo più logico e migliore possibile per effettuare più campionamenti possibili e anche di qualità. Per la programmazione quanto tempo porta via più o meno? Beh, diciamo che programmare la campagna prima porta via quasi tutto il periodo, diciamo, antecedente. Le figure apicali, le figure principali, diciamo, di una campagna sono, come diceva la collega, sono il project manager che si occupa della programmazione a terra, a bordo il capo missione che si occupa della programmazione a bordo, cioè durante la campagna, cioè quello che in qualche modo mette insieme tutti i progetti, decide quando, insieme ovviamente al comandante e ai PI, il principal investigator, i responsabili, diciamo, scientifici, va coordinata questa cosa e va spesso modificata e adattata a quelle che sono per esempio anche le condimeteo di quel momento, no? Perché magari possiamo fare una cosa piuttosto che un'altra e cerchiamo di sfruttare, come dice la collega, al massimo il periodo che abbiamo a disposizione, che va da dicembre ai primi di marzo di solito. Ultima domanda, siamo un po' oltre. Pazienza, che poi ce l'ho da tutto. Perché si chiama Laura Bassi? Cioè è intitolata a... Laura Bassi è intitolata a una signora, una professoressa, che è stata la prima professoressa ad avere una cattedra all'università e il nome è stato suggerito all'epoca dall'attuale ministro dell'istruzione, dal dottor Valditara, dal professor Valditara. E quindi è stato, tutto sommato, era una donna, abbiamo abbondantemente, diciamo, approvato questa cosa. Una curiosità che mi è venuta in mente. Allora io ringrazio tantissimo l'ingegnere Riccardo Codiglia e la dottoressa Serena Gatto. Io le chiedo scusa se l'avevo chiamata Gallo, mi rendo conto più volte anche durante l'intervista, ma qualcuno potrebbe dire sembra un animale, ma insomma le chiedo scusa, delle volte io parto con non mi schiodo da determinate cose. Grazie davvero, buon lavoro ad entrambi. Grazie a voi e grazie anche a tutto il pubblico. E adesso andiamo in pubblicità e poi cambiamo argomento. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come abbiamo annunciato, adesso parliamo d'arte, parliamo di una mostra che sarà visitabile dal 15 giugno al 10 di luglio qui da noi al primo piano del seminario al Museo Diocesano. Siamo in compagnia di Agostino Riccardi, che è il curatore del Museo Diocesano, e di Oleg Supereko, che è l'artista che appunto espone in questa mostra che si chiama Franciscus Alter Christus, chiedo scusa, ero pronto a partire con l'inglese. Allora, facciamo così, noi ci diamo del tu, insomma, perché è meglio. Agostino, di che cosa si tratta? E poi andiamo direttamente a parlare con l'autore. Grazie e buonasera a tutti. Allora, in effetti, Umberto, la mostra che andiamo a presentare sabato e che poi sarà visitabile a partire da lunedì è una piccola mostra collettiva. Oleg Supereko è uno degli artisti che è rappresentato in questa mostra, in quanto un anno fa abbiamo aperto gli spazi del Museo Diocesano di Trieste nella nuova sede del seminario vescovile, appunto al primo piano,
con l'intento di creare questo rapporto con artisti contemporanei, viventi. Uno degli intenti del museo principale è questo, e quindi di creare anche un luogo di dialogo col contemporaneo, con artisti in carne ed ossa che possono portare la propria testimonianza. Siamo partiti un anno fa con una grande monografica dedicata proprio ad Oleg Supereco, e che è una monografica tuttora visibile, si intitolava e si intitola ancora Il corpo e la gloria, ma apriamo anche questa piccola collettiva. Dico piccola perché sono 4 artisti, 4 più 1, perché in realtà abbiamo in mostra anche un artista non più vivente che è Franco Asco, uno scultore triestino ben noto ai triestini, e non solo in realtà, perché è uno scultore importante, del quale esponiamo un bronzetto a tema San Francesco d'Assisi, e le altre 4 opere, 2 dipinti e 2 opere scultoree, sono dedicate al santo, al poverello di Assisi. Perché siamo nel 2026 e ricorrono gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, dal suo passaggio al cielo, e quindi è un giubileo, è stato indetto un anno giubilare francescano speciale, che ci ha dato la spinta a creare questo momento di riflessione con l'arte contemporanea. L'opera che propone Oleg Supereco è un'opera nuova, apposta per la mostra? Sì, in questo caso sì, l'ho fatta su richiesta di Agostino, che poi devo dire che con Agostino abbiamo già un rapporto di qualche anno, che poi noi artisti dipendiamo da queste persone ovviamente, no? Che lui è un mio salvatore, perché poi alla fine mi fa un po' da promotore anche, e lo ringrazio per tutto quello che mi fa, e soprattutto per quella mostra mia personale, Quella inaugurata l'anno scorso, sì. che c'è ancora, sì. Invece per questa piccola mostra su San Francesco ho eseguito un'opera piccola, nuova, però San Francesco comunque è un santo, forse uno dei più importanti, un personaggio affascinante. Sì, credo di sì. Non fosse altro per tutte le possibilità che si hanno anche di lavorare sull'immagine di San Francesco, anche se io ricordo, insomma, il film, penso che il film di Zeffirelli, sì, Fratello Sole, Sorella Luna, sia, non dica una parola definitiva, però certamente uno delle opere d'arte più belle, insomma. Anche quelle arte sacra, se vogliamo. Certo. Questa è la difficoltà degli artisti, perché su San Francesco è stato fatto da Giotto fino ad oggi. Sì, di tutto e di più oggi. Sì. E là, per esempio, come si, anche se il termine forse non è elegante, mi rendo conto, come si rielabora una figura come quella di San Francesco? Beh, ogni artista ha il suo stile, ovviamente. Io ho il mio, che è un realismo classico, sì, come lo definisco io, perché io mi baso sulla grande tradizione millenaria, diciamo, dell'arte europea, e l'ho fatto in stile mio, no? Però ho cercato di rappresentarlo in modo un po' diverso, ovviamente, no? San Francesco in gloria, un po' con i miei tratti della mia pittura. Dopo il risultato poi si vede, c'è Agostino che deve giudicare, no? E gli altri autori presenti, cioè abbiamo, diciamo, desumo, varie sfaccettature. È forse la cosa, direi, più interessante di questo tipo di iniziativa, e cioè l'idea era appunto sottoporre agli artisti, ad alcuni artisti, di affrontare la figura di San Francesco, da San Francesco d'Assisi, e come hai giustamente sottolineato, San Francesco d'Assisi è qualcosa di costitutivo nella cultura occidentale, cioè un punto di riflessione o di confronto ineludibile, ed è anche la sua forza e la sua radicalità, evidentemente, colpiscono gli uomini di ogni secolo che gli succede, uomini di chiesa, uomini non di chiesa, ognuno dà la sua interpretazione senza possibilità di scampo, cioè è una figura da cui difficilmente si può prescindere anche solo come confronto. E quindi in realtà il fatto di invitare gli artisti a confrontarsi con la figura di San Francesco porta proprio questo come risultato, cioè quello di dire che cos'ha la figura di San Francesco da dire e da dare al 2026. Quindi noi abbiamo invitato appunto 2 pittori e 2 scultori.
I due pittori sono Oleg Supereco, che poi magari avremo anche modo di sottolinearlo, è un artista che è molto legato alla città di Trieste, non solo per questa monografica che abbiamo in piedi al Museo Diocesano, ma anche per la Cappella poi Maggiore della Conciliazione, ma magari poi lo diremo. Abbiamo invitato anche la pittrice Sofia Novelli, di cui abbiamo inaugurato una esposizione personale in autunno scorso, che partecipa a questa collettiva, e poi altri due scultori invece, Alan Pascuzzi ed Etienne Zopler, che sono tra l'altro italo-americano e francese, per cui abbiamo anche una rappresentanza, diciamo, multinazionale importante, cioè abbiamo un artista russo, un'artista italiana, un artista italo-americano e un artista francese. Ognuno ha dato la sua interpretazione di San Francesco. La cosa interessante è proprio quali sfaccettature di San Francesco emergono. A me piacciono, cioè io mi ritrovo in questo San Francesco, e Oleg ha detto giustamente, poi il giudizio sta agli altri, no? Non solo naturalmente a noi curatori, però chiunque poi avrà modo di confrontarsi con questa figura vivente di San Francesco vedendo le opere e dire: mi ritrovo, non mi ritrovo, mi dice qualcosa di nuovo che non mi aspettavo. Sì, questa, se vogliamo, è come posso dire, l'eterna discussione intorno a tutto ciò che è artistico, no? Nel senso che pure quello che non piace diventa comunque interessante. Adesso io cito sempre, perché è un po' un mio pallino, nel senso, io nonostante abbia letto, nonostante abbia studiato, io non riesco, per esempio, a farmi piacere Francis Bacon. Non riesco. E so anche che praticamente anche Bacon non è che cercasse, diciamo così, di piacere a tutti i costi. Però credo che quando si parla d'arte, che sia arte figurativa, che sia anche cinema, per dire la verità, un territorio forse dove mi muovo meglio, vuol dire, l'idea è sempre: può non piacermi, ma comunque qualche cosa mi dice, e quello che non mi dice niente, che può paradossalmente piacermi, che alla fine non mi lascia la possibilità di discutere, non mi lascia la possibilità di ragionare e di elaborare ciò che ho visto. Comunque spero che in questa mostra tutti i pezzi che sono esposti li piaceranno. Sì. No, dovrò venire a vederla. Poi guardi, io per esempio sono venuto in Italia soprattutto per studiare l'arte italiana del passato, no? Come era una volta, perché per me è una grande scuola che era e rimarrà, secondo me, per chi fa l'arte figurativa, perché parliamo dal 400 fino al 900, è stato fatto tanto qua e mi ispiro ai grandi del passato, perché loro, noi gli diciamo che sono del passato, ma molti di loro sono più moderni dei moderni. Martin Scorsese dice: ciò che noi stiamo facendo è già stato fatto. Sì, sì. E in alcuni casi funziona anche per altro, insomma. La mostra allora viene inaugurata, adesso non so per il termine, viene inaugurata già sabato pomeriggio alle ore 16, ma sarà visitabile appunto al pubblico a partire dal 15 di giugno, quindi dal lunedì della prossima settimana, e fino al 10 di luglio. Correggimi Agostino se interpreto male: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18 e il sabato su appuntamento. Certo, perché è anche vero che al sabato il seminario è chiuso e quindi bisogna prendere appuntamento. Questo magari poi dopo ripeteremo il tutto. Però, come si diceva, Oleg è anche l'autore delle opere che si possono vedere nella cappella che sta in Cavana. Tra l'altro, ricordo, magari qualcuno non pensa, in quella cappella regolarmente si tengono delle messe, quindi è una chiesa come tutta, ecco, insomma, non è che da quanto è stata rimessa a posto? 5 anni sarà più o meno? Sono ricorsi appena i 5 anni dall'apertura. Ah, 5 anni nel 2021, sì, è stata aperta ai fedeli, alla cittadinanza,
È un evento effettivamente passato un po' in sordina perché c'era la pandemia. Ah, questo è anche vero. Tanto sì, è vero, sì. tanto è vero che appunto l'inaugurazione poi dopo, anche forse non ricordo se alla messa inaugurale poi il maestro poteva essere presente, però avevamo anche presentato questo libro per esempio al quale il maestro non poté presenziare proprio perché era bloccato con la pandemia in Russia. Però è un evento, quello del 2021, la riapertura poi della Cappella Maggiore di Conciliazione, no? Ex già chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco, è un evento che dal punto di vista della storia artistica triestina, a mio avviso, è molto importante, e per la storia dell'arte sacra nel contemporaneo, per cui in questa epoca, diciamo, postmoderna, contemporanea, 2026, in quest'epoca qui un'opera del genere, un ciclo del genere, perché è un ciclo unitario, stilisticamente paragonabile solo ai grandi cicli del passato, solo come quando a Venezia Tintoretto e poi Tiepolo o Veronese realizzavano i loro cicli di teleri, andavano a costituire un unicum stilistico in cui il contenuto di fede e di iconografia si sposava all'arte, alla sensibilità di questi grandi artisti del passato. Allora qui a Trieste, nella Cappella della Maggiore di Conciliazione, è stato fatto qualcosa del genere nel 2021. Un paio d'anni sono stati realizzati i dipinti ed è un qualcosa che non si vede in tutte le città d'Italia. Cioè noi invidiamo i grandi cicli artistici, però ce ne abbiamo uno. ma ne abbiamo uno della contemporaneità che in un certo senso è una cosa più rara di quelle che si possono vedere nelle altre città d'Italia. E lì la tua arte si vede, si vede alla grande, ecco, insomma, detta così. Per me è stata una cosa veramente molto più importante di quello che pensavo, perché prima io avevo lavorato giù in Sicilia e ho eseguito gli affreschi nella famosa cattedrale di Noto. Come no? Ho affrescato la cupola con 4 pennacchi, pensavo che quello per me era già il punto di arrivo più importante, più di così non si può. Invece questa chiesa piccola per me non è meno alla fine della cattedrale di Noto, perché lì tutto lo spazio è stato gestito da me, no? Sì. Da un artista, e dove ho potuto esprimermi ancora meglio. Tra l'altro ho riprodotto anche a soffitto il soggetto della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, quello che avevo eseguito a Noto, perché per me la cosa molto bella è stato proprio questo rapporto tra estremo sud e estremo nord. Cioè Noto è il sud della Sicilia e Trieste, siamo proprio due punti che per me uniscono un po' l'Italia. Io poi sono stabile in Veneto, però ultimamente stavo diventando siciliano, adesso sono diventato friulano, che tra l'altro questo autunno apriamo un'altra cosa molto bella al Duomo di Tolmezzo. Ma quanto influenza, diciamo influenza, cioè il luogo dove si va a dipingere, dice qualche cosa spoglio all'autore e quindi in qualche modo, non voglio dire gli guida la mano, però immagino che non sia indifferente. Beh, lo spazio della chiesa vuota e stimola la creatività, indipendentemente dal luogo, no? Anche perché, come ha detto anche Agostino prima, Trieste non è una città ricca dal punto di vista pittorico. Se io dovessi fare una cosa così a Venezia, lì sarebbe un po' più difficile, no? Invece Trieste per me era come un campo libero, no? In effetti lì ho lo stile mio, forse proprio in questa chiesa dove si manifesta meglio, che è uno stile, come ho detto prima, di questo realismo classico, che non copia nessuno, che fa parte della tradizione pittorica, diciamo, italiana e europea, però non copia né pittura veneta, né bolognese, né romana, niente. E proprio da questo punto di vista per me è importante, e lì sono io, no? Per me come artista è una cosa molto importante, che mi fa molto piacere. E io vado spesso lì, ogni tanto torno, sì. Mi trovo bene lì, mi trovo bene, sì. È un bel posto, un bel luogo. Penso anche adesso, al di là di tutto, poi dopo faccio il caso mio, come dire,
Credo che anche per un artista, no? Entrare in un luogo dove c'è tanto di sé non sia indifferente. Poi in quella chiesa è stata esposta la salma di Winkelmann, che è molto importante per la storia, è uno dei primi storici d'arte. Ah, sì, poi Anche dal punto di vista storico, sì. su Winkelmann qua a Trieste non ci siamo fatti mancare niente neanche da quel punto di vista. Quanto tempo ci hai impiegato per... Un paio di anni, sì. Poi ho lavorato molto bene, bisogna dire, all'inizio con Sua Eccellenza Crepaldi. Crepaldi, sì. Devo dire che lui prima mi ha dato la libertà di fare un primo progetto, la prima bozza, e dopo, quando l'hai visto, abbiamo cominciato a studiare vari temi. Ho detto, qua è meglio cambiare, qua facciamo questo. Era molto dentro, sì. E poi lui era molto preparato anche dal punto di vista parte storico, ma anche pittorico, artistico, ecco. Ti ricordi, Agostino, come venne in mente di recuperare quella chiesa? Allora, c'è tutta una storia dietro all'edificio che fu vincolato ancora negli anni 30 proprio per preservare il gioco di linee che portava da Piazza Unità verso Cavana. Okay. La soprintendenza, l'intendenza alle belle arti degli anni 30 vincolò quell'edificio, quindi evitò che fosse distrutto, come poteva succedere. Poi fu donato dalla contessa Nugent Naval al comune di Trieste, però con il vincolo che fosse ridedicata a chiesa di culto cattolico, per cui poi con tutto un giro che poi ha avuto negli anni, ma noi ricordiamo che aveva ancora le insegne degli esercizi commerciali, sì, no? come no? Fino agli anni 90 forse addirittura, sì. chiusi ma in abbandono, però fino agli anni 90, e poi è stata restaurata e dopo si è arrivati in qualche modo a questo. Infatti non nego che anche quando noi abbiamo dovuto documentare l'inizio dei lavori o comunque avevamo anche una certa difficoltà a trovare l'edificio, perché lì anche è vero che parecchi edifici sono anche parecchi uguali, poi effettivamente purtroppo o per fortuna per altri casi avevamo a un certo punto ci è andato il riferimento della profumeria che sta sotto e quindi ho detto, vabbè, quella è però, ma ripeto, è cioè andate anche a seguire le messe che ci sono in quella chiesa, perché vedete anche le opere di olio, ma è anche funziona, ecco, insomma. No, hai fatto bene in effetti a segnalarlo prima. Nella cappella della Madre della Riconciliazione viene celebrata la Santa Messa tutti i giorni e Monsignor Carnelos attualmente la tiene aperta, insomma, come rettore della cappella, per cui è un luogo dove il fatto artistico non si scinde dal fatto religioso, di fede e anche storico, perché poi c'è tutta la storia della Madre della Riconciliazione, il dipinto della Addolorata, per cui certo. È un fatto storico, religioso, di fede e di arte che vanno insieme, come sono le cose belle. Abbiamo tempo ancora per una riflessione e non vorrei dimenticarlo, perché qualcuno potrebbe pensare che l'arte sacra sia faccenda di tempi antichi, invece in realtà è qualcosa di molto più contemporaneo di quanto si sia persino disposti ad ammettere. Ma finché c'è la Chiesa, la Chiesa è eterna, no? Allora l'arte sacra spero che sarà anche quella eterna, magari cambiando anche le forme. Poi ci sono tante forme di arte sacra, c'è l'icona, sì. C'è la pittura figurativa, ma ci sono anche esempi di arte astratta nelle chiese. L'importante è che ci sia la Chiesa poi, Sì. che non muoia. È importante anche che dicano qualche cosa. Sì, ma la Chiesa ha sempre da dire, no, la Chiesa è l'ancora, no? È l'ancora soprattutto nel mondo di oggi. Questo ci porterebbe ad ad un discorso. Allora, facciamo così, abbiamo ancora il tempo per ricordare tutta una serie di appuntamenti, perché c'è la mostra che sarà visitabile al pubblico dal 15 giugno al 10 luglio, ma c'è anche il prolungamento dell'altra mostra. In buona sostanza, nel periodo che poi dopo si vede anche online, siamo anche sui social, per cui si può verificarlo anche sui social dal Museo Diocesano di Trieste, e nel periodo in cui la mostra sarà aperta sarà visitabile anche l'altra esposizione monografica di Oleg Superecco, Il corpo e la gloria, negli orari indicati, e
Tutto questo è preludio poi anche a una grande riapertura e a un'altra grande mossa che faremo a novembre, per cui sarà su scultura del Novecento. Franco Asco è un indizio. Ok, allora possiamo adesso salutare i nostri ospiti, vale a dire Agostino Riccardi, curatore del Museo Diocesano, e Oleg Supereco, artista, che ringrazio entrambi per essere venuti a trovarci. Io vi ricordo che noi ci vediamo domani è il venerdì, usualmente è la puntata dedicata a cultura, però domani avremo ospite il professor Cevolin, con il quale parleremo anche di politica. Nella seconda parte invece parleremo di cultura. Grazie davvero, buon lavoro, ci vediamo domani, buon proseguimento di serata e arrivederci.